Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Smantellato fortino dello spaccio nel catanese, la droga riforniva le piazze di Acicatena e Acireale, azzerato il gruppo legato alla cosca dei Santa Paola Ercolano, il boss riverito con l'inchino, 12 arresti. Insegnante e 2 bidelli aggrediti a Palermo, la CISL, lavorare a scuola non è stato mai così pericoloso. Migranti, a Porto Empedocle le 4 bare delle vittime dell'ultima tragedia, 2 bianche, sono dei bimbi morti di fame, sete e ustioni, ad accoglierle in lacrime le madri dei piccoli. Beffa alta velocità in Sicilia, cancellata al PNRR la tratta ferroviaria Palermo-Catania, 37 km di ferrovie non sarebbero stati ultimati entro il termine fissato e il governo sposta i fondi. Il voto è libertà, il segretario della CGIL Landini a Paternò nel catanese per il tour a favore del referendum di giugno. Catania, agli archi della Marina cadono a pezzi, infiltrazioni d'acqua e distacco di pietre. Basket, Trapani vince gara 2 nei quarti finale dei playoff scudetto, battuta Reggio Emilia. Calcio, quasi certa a Palermo la riconferma del DS Osti verso l'addio Dionisi. Il Catania guarda al futuro, Torre del Grifo a Zarbaro. Le tappe importanti per la prossima stagione. Bentrovati e buona giornata. Spaccio, droga, fiumi e l'inchino al boss del narcotraffico. I carabinieri di Catania hanno smantellato un'organizzazione criminale legata al clan Santa Paola Ercolano, 12 gli arresti nella Cese. Sono stati sequestrati cocaina, marijuana, armi e munizioni. Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Cubisia Connection, sottolineando l'importanza della piazza di spaccio fiorente proprio in via Cubisia, nel territorio di Acicatena. Un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga ed affiliata al clan Santa Paola Ercolano è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania che, su disposizione della locale procura, hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare. Per 10 di loro è stato disposto il carcere, per 2 domiciliari, per gli altri l'obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza mafiosa per gestire le attività illecite tra Acireale, Aci Sant'Antonio e Aci Catena, dove sfrontati pusher esercitavano presso la villa comunale e la villetta ecologica. La base operativa del gruppo era in una struttura abbandonata dove gli investigatori hanno notato un continuo andirivieni di pusher ed acquirenti che si facevano largo tra i rovi. Telecamere nascoste hanno permesso di filmare anche l'omaggio al boss del narcotraffico con tanto di inchino sotto casa da parte degli affiliati al clan Santa Paola Ercolano, tutti rigorosamente in scooter. Simone Scalia, i fratelli Carmelo e Ottavio Mariano Grasso avrebbero curato l'acquisto, il trasporto e la detenzione della droga, mantenendo i contatti con i fornitori e impartendo direttive ai sodali, mentre Paolo Scuderi si sarebbe occupato della gestione dello spaccio ad Acicatena. In manette anche una donna, Loredana Principato. Oltre alla droga, 700 grammi di cocaina e quasi 2 kg di marijuana e diverse dosi di skunk, sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 4 pistole, caricatori, munizioni e passamontagna. 4 arresti a Misilmeri, estorsioni, minacce e armi per controllare il territorio. Nel mirino imprenditori e ambulanti. Eva Spampinato. Controllavano il territorio con la violenza, le intimidazioni, le armi. Imprenditori locali e venditori ambulanti di Misilmeri, in provincia di Palermo, erano costretti a subire pressioni e minacce per piegarsi al volere del clan. Un blitz dei carabinieri ha inferto un nuovo duro colpo alla mafia locale. 4 persone sono state arrestate, 2 sono finite in carcere, altri 2 ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le accuse sono pesantissime: associazione mafiosa, tentata estorsione, violenza privata, concorrenza sleale, tutte aggravate dal metodo mafioso. L'indagine è il seguito dell'operazione Fenice, che nell'ottobre 2022 aveva già decapitato i vertici della cosca di Misilmeri, inserita nel mandamento di Misilmeri, Belmonte, Mezzagno. Secondo gli inquirenti, i nuovi indagati avrebbero continuato a imporre il controllo sul territorio, con intimidazioni, estorsioni, persino armi da fuoco. Oltre ai tentativi di estorsione ai danni degli imprenditori del luogo, gli indagati avrebbero fatto concorrenza sleale nei confronti di un venditore ambulante per condizionarne l'attività economica e affermare così la loro egemonia sul territorio.
Fra gli arrestati anche un 40enne palermitano accusato di aver fatto da tramite tra il boss e i gregari, permettendo al capomandamento di impartire ordine e organizzare incontri riservati nel tentativo di eludere le indagini. Un vero e proprio blitz in orario scolastico lo hanno messo in scena i genitori di un bambino che frequenta il plesso di corso Calatafimi dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Palermo, che alla fine della scorsa settimana si sono presentati a scuola pretendendo di entrare in classe. Padre e madre del bambino volevano spiegazioni da una maestra che aveva rimproverato aspramente il giorno precedente il loro figlio. Manlio Viola. Un vero e proprio blitz in orario scolastico messo in scena dai genitori di un bambino che frequenta il plesso di corso Calatafimi dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Palermo. Alla fine della scorsa settimana si sono presentati a scuola pretendendo di entrare in classe. Padre e madre del bambino volevano spiegazioni da una maestra rea di aver rimproverato aspramente il giorno precedente il loro figlio. All'ingresso i genitori sono stati bloccati dai bidelli, ne è nata una discussione animata condita da spintoni, durante la quale la madre del piccolo è riuscita a sgattaiolare dentro, mentre gli operatori ATA trattenevano il padre. Nel corridoio della scuola la donna veniva però fermata da un'altra maestra, anche lei strattonata e spintonata. Solo l'intervento, anche in questo caso degli operatori ATA, ha impedito che la donna cadesse per le scale. Alla fine il personale della scuola ha riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni in base al referto ospedaliero. Tutto inizia quando il bambino, giocando in maniera pericolosa con un cancello, fa cadere un compagno di scuola. Da qui il rimprovero della maestra, rispetto al quale i genitori, informati dell'accaduto, volevano conto e ragione. Il personale della scuola ha inviato una lettera aperta dopo questa vicenda, rivolta al ministro dell'istruzione, all'ufficio scolastico provinciale e al sindaco di Palermo. Lavorare a scuola non è mai stato così pericoloso a causa dell'escalation di aggressioni e offese agli insegnanti e al personale ATA, dice Vito Cassata, segretario generale CISL Scuola Palermo Trapani. Per la segretaria generale CISL Palermo Trapani, Federica Badami, la società in cui viviamo ha una grande responsabilità e fatti di questo tipo fanno comprendere perché fra gli adolescenti il fenomeno del branco e della violenza stia sempre più dilagando. A Porto Empedocle sono arrivate le 4 salme, tra queste quelle dei 2 bambini ghanesi morti per fame, sete e ustioni durante la traversata che li doveva portare a Lampedusa, con loro altri 2 uomini, il silenzio del molo spezzato dal pianto delle madri. Davide Sardo. 4 bare allineate sul molo di Porto Empedocle. 2 sono piccole, bianche. Racchiudono i corpi di 2 bambini originari del Ghana, morti durante la traversata verso Lampedusa. Non erano fratelli, ma condividono la stessa fine, uccisi da fame, sete e ustioni in un viaggio disperato. Le loro madri si stringono nel dolore, abbracciandosi davanti a quei piccoli feretri. Le grida spezzano il silenzio della banchina, rendendo tangibile una tragedia che si ripete. Accanto altre 2 bare, una appartiene ad un nigeriano 35enne stroncato da un malore in mare. Il fratello depone un fiore in un gesto semplice e struggente. Dell'altra vittima non si conosce il nome, nessun documento, nessuna voce che ne racconti la storia. Ad accoglierli il prefetto del Agrigento, Salvatore Caccamo, insieme alle autorità civili e militari. In questi casi non si può esprimere che un profondo cordoglio e veramente un senso di smarrimento quando accadono queste tragedie. Dopo una breve cerimonia religiosa, le salme sono state affidate ai comuni. I 2 bambini riposeranno a Favara, gli uomini a Ribera e Calamonaci. Quando ci sono in mezzo dei bambini il dolore è insopportabile, vedere i genitori soffrire e i genitori porteranno indietro per tutta la vita questo dolore. E la responsabilità di aver portato i loro figli e avere la colpa, il senso di colpa a portarli in mezzo al mare e morire. Sulle coste siciliane resta il dolore, muto, profondo, impossibile da ignorare. E parliamo di alta velocità, a rischio la costruzione della nuova tratta ad alta velocità fra Palermo e Catania. I lotti centrali non saranno ultimati in tempo e la cabina di regia pensa di spostare ad altre opere i fondi del PNRR. Manlio Viola. La siccità in Sicilia mette a rischio anche i fondi del PNRR e le grandi infrastrutture. Sembra un controsenso, ma è la verità. A causa della carenza d'acqua, infatti, sono in ritardo le opere di scavo per le fondamenta e per la realizzazione di 3 gallerie del nuovo tracciato ferroviario ad alta velocità fra Palermo e Catania. L'acqua infatti è necessaria in grandi quantità per le trivelle che operano a getto continuo. Senza acqua i lavori si fermano o con un getto d'acqua inferiore gli scavi rallentano. La conseguenza è che 2 lotti della ferrovia in costruzione fra Catania
Catena Nuova ed Enna non potranno essere ultimati entro giugno 2026, data ultima prevista per l'uso dei fondi del PNRR. Si tratta del lotto da Catena Nuova a Dittaino e di quello da Dittaino ad Enna. Le operazioni prevedono anche la realizzazione della nuova stazione di Catena Nuova e della stazione di Enna Nuova, oltre lo scavo di 3 gallerie per un totale di 8,5 km. Un lotto vale 588 milioni di euro, un secondo lotto, che potrà essere completato ma soltanto in parte, vale invece 612 milioni. Per queste criticità la cabina di regia ministeriale sta pensando di spostare i fondi del PNR su altri progetti e riprogrammare questi su fondi statali. Questo permetterà di salvare i fondi del PNRR, ma rallenta la costruzione della nuova ferrovia siciliana, che fra l'altro è propedeutica al ponte sullo stretto, senza considerare il rischio che corre l'intera opera di impantanarsi se i fondi non dovessero essere trovati entro la fine di quest'anno, per garantire la prosecuzione dei lavori senza stop. Il segretario nazionale della CGIL oggi a Paternò nel Catanese per il tour referendario. Il voto è libertà, ha detto. Anche sui temi del lavoro Landini denuncia al sud sempre più giovani precari. Giusy Lazzara. In una piazza assolata di Paternò nel Catanese, il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini in tour per la campagna referendaria. Il voto è libertà perché oggi noi vogliamo cambiare quelle leggi che al centro tornino a mettere la persona, che tornino a mettere il lavoratore, il diritto nel lavoro. Critica la CGIL sulla polemica nata dall'invito a non andare a votare di alcuni esponenti della maggioranza. Quelli che a questo punto pensano di invitare le persone a non andare a votare, faccio una doppia riflessione. La considero un atto di paura, perché vede, probabilmente si sta rendendo conto che man mano che la gente impara è pronta ad andare a votare, e se vota banalmente cancella quelle leggi balorde che il Parlamento ha fatto e che questi non vogliono cambiare. Restano prioritari i temi del lavoro, le condizioni sempre più precarie e il crescente numero di vittime. Con questo sistema di appalto, di subappalto, di sottoappalto e di finta cooperativa è un'autostrada alla malavita organizzata che controlla sempre di più pezzi interi dell'economia reale. Anche sul ponte sullo Stretto, dopo l'annuncio del ministro Salvini dell'apertura dei cantieri in estate. Non pensiamo che il ponte sullo Stretto sia un'opera prioritaria, perché innanzitutto bisognerebbe, una volta che uno dice che ha fatto il ponte, capire cosa ci passa sopra, cosa ci passa sotto, per capire a che cosa serve, no? E da questo punto di vista noi siamo l'arretratezza del nostro paese e in particolare del Mezzogiorno è determinato da un sistema infrastrutturale che non c'è. In materia di sicurezza e controllo del territorio, il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, che attualmente svolge le funzioni di Trieste, anche con il ruolo di commissario del governo per la regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, lo vediamo in questa immagine. Mentre Catania fa il pieno di turisti e croceristi, gli archi della Marina mostrano i segni dell'abbandono e dalle pareti, per colpa delle infiltrazioni, si staccano grossi blocchi di pietra. Tonino De Mano. Vegetazione incolta, rifiuti, resti di un cantiere, un paraurti e dulcis in fundo, pezzi che si staccano e cadono al suolo da diversi metri d'altezza. Non è una cartolina edificante quella che arriva dagli archi della Marina, luogo simbolo di Catania e simbolo di degrado. Mentre Catania fa il pieno di turisti e croceristi, si assiste al decadimento degli archi, sempre più abbandonati e soprattutto pericolosi. Le infiltrazioni d'acqua, le crepe ben visibili non lasciano dormire sonni tranquilli e la conferma arriva dal blocco di pietra staccatosi dalla parete. C'è anche un problema di sicurezza, cadono a pezzi i tetti degli archi della Marina. Ho appena trovato un grosso masso caduto appunto dal tetto di un arco. Pericolosissimo, quindi c'è anche un problema di incolumità pubblica. Erbacce rigogliose a terra ed in alto mostrano e dimostrano la scarsa attenzione verso uno dei monumenti della città etnea. Buio sollecita un confronto costruttivo tra istituzioni per restituire dignità alla via Dusmet. Chiedo come consigliere al mio municipio, al presidente del mio municipio e a tutta l'amministrazione maggiore attenzione degli archi della Marina. Dove il verde è stato scerbato, un piccolo tratto per la verità, restano i segni con gli sfalci d'erba disseminati sul marciapiede. Adesso una breve pausa, poi parleremo di un'iniziativa dell'ASP di Catania a Librino e delle api. A tra poco.
Da una prenotazione al cambio del medico fino a colloqui e screening di salute mentale anche veterinaria. Dal 10 giugno sarà attivo a Catania il punto ASP all'interno di un palazzo di Librino. L'iniziativa è nata in collaborazione con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. Roberta Lunghi. Raggiungiamo un obiettivo importante, che è questo della realizzazione di questa collaborazione con l'ASP e gli ACP che vede la luce. Un cartello dell'ASP 3 di Catania, ma non ci troviamo nelle sedi istituzionali cittadine, bensì al primo piano di un palazzo di Librino. Via Biagio Pecorino 5 diventa un riferimento per i cittadini di Librino grazie a un accordo raggiunto tra ASP e Istituto Autonomo Case Popolari di Catania. Tra queste due realtà in comune c'è la persona, il cittadino, e sotto quest'egida parte l'attività di questo spazio recuperato e che rappresenta il primo risultato concreto del progetto Quartieri in Salute. Segnale fortissimo per quanto riguarda un processo di inclusione sociale, perché non possiamo realizzare soltanto della mura, dobbiamo creare ponti, per cui è bene che i cittadini di questo territorio acquistino consapevolezza rispetto al fatto che sono anch'essi cittadini di serie A. Ma cosa si offrirà praticamente al cittadino? Dalle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali o chirurgiche, dalla scelta e revoca del medico, dall'esenzione ticket. Stiamo cercando di ragionare anche di attività concreta su tutto lo screening, sulla vaccinazione, una serie di attività che è fondamentale fare arrivare a questa popolazione, perché altrimenti conoscono solo il pronto soccorso. L'entusiasmo della gente è palpabile. Io sono contento perché questa stamattina ci vanno per fare delle richieste a noi stessi, perché allora mi chiede telefonare un numero verde, fare una richiesta per 4 ore, 5 mesi, 6 mesi. Si comincia martedì 10 giugno. Oggi è la giornata mondiale delle api, custodi della biodiversità, ma perché sono così tanto importanti per la salvaguardia del nostro ambiente? Lo abbiamo chiesto ad un esperto. Eva Spampinato. Piccole, instancabili, anche sensuali se le guardiamo nella loro danza di fiore in fiore. Danza di vita, fondamentale per la sopravvivenza dell'intero pianeta. Oggi si celebra la loro giornata, la giornata mondiale delle api. Senza di loro, oltre il 70% delle colture che nutrono il mondo svanirebbe. Sono un anello fondamentale degli ecosistemi naturali. Se non ci fossero le api che appunto fanno l'impollinazione necessaria alla sopravvivenza delle piante, sia coltivate che spontanea, sarebbe un vero problema. Frutta, ortaggi, persino il cacao dipendono dal loro silenzioso, meraviglioso lavoro di impollinazione. Il problema serio è la carenza di biodiversità alla quale attingono le api. Questo problema interviene nella capacità di resilienza degli ecosistemi e vorrei ricordare che negli ecosistemi stiamo pure noi. Ma le api sono in pericolo. Inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici stanno rubando il profumo ai fiori e il ritmo alle loro danze. Oltre il 75% di ciò che giunge nelle nostre tavole proviene dall'impollinazione, direttamente o indirettamente, delle api, anche di altri insetti pronubi come le farfalle, ma certamente le api fanno un lavoro enorme. Cosa fare se si trova un nido d'api in casa? Può capitare, perché spesso le api sciamano, no? È uno dei sistemi che sostanzialmente loro adottano per la riproduzione del grande superorganismo che compongono. Basta chiamare anche la polizia locale o insomma se c'è la conoscenza di un apicoltore. Proteggerle non è solo un atto d'amore per la natura, è un impegno per il nostro futuro. Dentro il mondo delle carceri, tra sovraffollamento, carenza di organico, alto tasso di suicidi, Lorena Dolci ne parlerà a Sicilia 24 Focus. In onda dopo il TG con Generino De Fazio della Wilpa Polizia Penitenziaria, il garante dei detenuti di Siracusa Giovanni Villari, l'europarlamentare Giuseppe Antocci e l'artista Giusy Pennelli. La trasmissione sarà anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Le vostre domande con un messaggio al solito al 342 74 55 005. Adesso una pausa, poi parleremo di sport, di basket e anche di calcio. A tra poco. Ed eccoci allo sport, partiamo dal basket. Trapani vince gara 2 nei quarti di finale dei playoff scudetto, battuta Reggio Emilia per 102-88. Sentiamo Franco Cammarasana.
Trapani fa sua anche gara 2, superando Reggio Emilia con un eloquente 102-88, cosa che fa lievitare di molto le possibilità di accedere alle semifinali, dove incontrerebbe la vincente del raggruppamento composto da Trento e Trieste. Non è stata però una passeggiata la partita per la Trapani Shark, che all'inizio ha sofferto molto l'intraprendenza di Reggio Emilia, tanto da andare sotto 10 punti nel primo periodo, mettendo la testa avanti solo al settimo del secondo quarto con un canestro di Houghton, 37-36. Era verso la metà del terzo tempo però che Trapani dava una sterzata al match, imponendo un parziale di 22-4, mentre Reggio Emilia pagava sul piano fisico lo sforzo prodotto nella prima parte del match. Giovedì sera gara 3 a Reggio Emilia e lì Trapani potrebbe anche chiudere il conto. Una partita molto simile, se qualcuno si ricorda, la partita a Tortona, dove abbiamo faticato, dove abbiamo giocato così, alti bassi, senza concentrazione, molli in difesa, senza energia necessaria per una partita di playoff. Abbiamo 2-0 e andiamo là ben preparati, senza mollare, con energia che abbiamo fatto vedere gli ultimi 17 minuti. In casa a Palermo, dopo l'eliminazione dai play-off, è già tempo di pensare al futuro. Il DS Carlo Osti potrebbe essere riconfermato, quasi certo l'addio del tecnico Dionisi. Marco Gulla. Se il Palermo continua ad allenarsi, nonostante la stagione ormai sia finita, la società è al lavoro per iniziare a porre le basi per il futuro. I vertici del club rosanero stanno pensando seriamente alla conferma del direttore sportivo Carlo Osti, arrivato a gennaio dopo l'esonero di Morgan De Santis. Osti vanta un ottimo lavoro svolto durante il mercato di gennaio. Il DS ha portato a Palermo Audero, Magnani e poi Ampalo, affari sicuramente non facili in un mercato complicato come quello di riparazione. A quel punto il DS avrebbe la possibilità di scegliere il tecnico, sempre confrontandosi con i vertici di Manchester. Sembra assolutamente improbabile una conferma di Alessio Dionisi alla guida della panchina rosanero. Fra i tecnici contattati per un primo giro di sondaggi c'è Pippo Inzaghi, fresco della promozione in Serie A con il Pisa. Il tecnico non chiuderebbe la porta a priori al Palermo, ma vorrebbe giocarsi le sue carte nel massimo campionato. E poi Alberto Gilardino, nome che piace anche alla dirigenza del City. È già stato invece confermato l'amministratore delegato Giovanni Gardini. La situazione delle squadre siciliane che parteciperanno al campionato di Serie C, Catania, Trapani e Siracusa, mentre in casa Messina si attende l'udienza sull'istanza di liquidazione. Marco Carli. Terzo anno in C per provare la scalata. In casa Catania settimana importante sulla base anche dell'incontro fissato fra Toscana e la dirigenza. L'obiettivo è quello di non stravolgere l'assetto dell'ultimo anno, ma andare ad aggiungere tasselli importanti nell'11 titolare. Un braccetto sinistro della difesa a 3, un esterno, un mediano che riesca anche a proporsi con qualità in zona gol, un trequartista e un attaccante con la volontà di definire un organico pronto per il ritiro umbro. Intanto la squadra oggi ha ripreso gli allenamenti. Il Trapani svolgerà il suo precampionato a Troina e anche i Granata, che a fine stagione hanno riconfermato Ronica alla guida, hanno a che fare con una rosa ampia. Il club nei giorni scorsi ha comunicato di essere anch'esso vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d'imposta del Brescia. Certo di aver agito nel rispetto delle regole, il Trapani ha sporto denuncia alle autorità competenti. Il prossimo anno in C ci sarà il Siracusa, che intanto sogna la finale scudetto dilettanti dopo aver conquistato la semifinale, che lo vedrà opposto all'Ospitaletto. Gara d'andata domenica prossima, 25 maggio, allo Stadio De Simone. Terminata la post-season si entrerà nel vivo per affrontare il ritorno fra i professionisti. Si partirà dal tecnico Marco Turati, che il presidente Ricci ha blindato con un contratto triennale. Andrà individuato invece il nuovo direttore sportivo. In casa del retrocesso Messina invece la data importante è quella del 10 giugno, quando è stata fissata l'udienza sull'istanza presentata dalla Procura per la liquidazione giudiziale, nuovo termine tecnico per definire il fallimento. Va capito se c'è qualcuno che potrà rilevare la società o se il sindaco dovrà fare richiesta di nuovo titolo sportivo, considerando anche la presenza del Messana, altra squadra cittadina neopromossa in eccellenza. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.